Stato non arrivano più finanziamenti per la cassa integrazione, il servizio. Noi come Regione fin dal mese di agosto abbiamo iniziato a sollecitare il governo, ci ha fatto molte promesse, ma ad oggi ci troviamo veramente con una situazione preoccupante. Il Bassanese chiama, Roma non risponde, con una crisi che in diversi settori continua a mordere, quello tra governo ed enti locali e la denuncia sembra essere un rapporto a senso unico, piena presenza dello Stato quando si tratta di battere cassa, numero occupato quando si tratta di restituire un po' di quanto sarebbe dovuto al territorio. Purtroppo come Veneto da mesi ci sono moltissimi lavoratori che stanno attendendo i fondi della cassa integrazione della mobilità ancora del 2014. Stiamo parlando di circa 89 milioni che mancano a questa regione e purtroppo il governo tarda a dare delle risposte. L'arrivo, la previsione d'arrivo di riprese e ripresine, i dati congiunturali di crescita dello 0, rappresentano segnali confortanti nei grandi numeri, ma la freddezza delle statistiche perde qualsiasi valore davanti a chi, rimanendo senza occupazione, è costretto ad affrontare ogni giorno una realtà difficile. Da Roma non arrivano risposte, questa è la cosa preoccupante. Oltretutto si stanno anche restringendo le possibilità per dare delle casse integrazioni, quindi per dare anche delle possibilità a queste persone di avere un sussidio, mettendo a rischio non solamente la situazione economica di moltissime famiglie, ma anche moltissime imprese che oggi, non avendo più questo strumento, sono costrette a licenziare, perdendo anche delle professionalità. E dopo il nostro servizio di ieri sono emersi nuovi particolari sulla giovane trevigiana che ora si troverebbe in Siria tra le fila dei fondamentalisti islamici.